Non è più tempo. Non è più tempo. Non è più tempo, ormai. Sono scese le luci e nel silenzio della sala ci sentiamo smarriti. E in questo smarrimento ci siamo resi conto, non subito, ma passo dopo passo, ora dopo ora, giorno dopo giorno, che il tempo era finito, senza illusioni, senza sconti, senza niente. Non è più tempo. Non è più tempo ormai. Tutti corrono, ci passano a fianco senza nemmeno vederci, senza nemmeno guardarci. Noi siamo lì, da soli, a chiederci il perché. Già, perché ci deve essere una ragione. Il motivo vero, che prima ci porta a cavalcare il turbinio della vita e un attimo dopo ci lascia da soli, ai margini, senza nessuno. Oppure il motivo è il tempo stesso, quel tempo sentito, vissuto, assaporato e ormai quasi finito. Forse è tutto qui. Non è più tempo. Non è più tempo. Fuori da tutto. Eppure ancora in mezzo alla gente che non ti vede, in mezzo alle case che non riconosci, in mezzo ai suoni che non ti fanno sentire, in mezzo alle luci che non ti fanno vedere, in mezzo alla tua vita che non senti più tu, in mezzo a tutto, eppure in mezzo a niente, eppure siamo lì ed esistiamo. Esistiamo senza nemmeno sapere il perché. Esistiamo così simili a quelli che eravamo ieri, ma allo stesso tempo così diversi. Esistiamo come lui, freddo, immobile, impassibile, dilaniato, divelto, quasi ma ancora lì. Che a guardarlo bene sembra lo stesso di ieri, con lo stesso ingresso, la stessa facciata, le piccole finestrelle che arrivano su fino a quasi al soffitto, nello stesso posto, non distante dalla piccola chiesa di Sant'Antonio Abate. Ma non è lo stesso di ieri. Sono solo 4 mura fredde, vuote, senza vita, come noi. Una volta non era così. No, una volta era un copione, era un sipario, un palcoscenico, un passo di danza, un prendersi, un lasciarsi, un innamorarsi. Era questo e molto altro. Era il teatro, era un sogno reale, capace di portarti ovunque, ad occhi aperti. Era questo, e molto altro ancora. Era il teatro, il nostro teatro. Ma ora è solo un involucro vuoto, senza vita, freddo, immobile, come noi, come me. Buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace averla fatta aspettare. Non si preoccupi, non ho fretta. Ah, beato lei. Io non so più che cosa significhi non avere fretta. Beata lei. Come? Niente, pensavo solo alle diverse prospettive. Ah. A come queste ti fanno vedere le cose a volte in maniera completamente opposta. Lei è un filosofo. No, meno di quanto sembri. Poi non parlavo di filosofia, dottoressa, ma mi dica, come sta?
Chi? Come chi? È lui. Ah, sì, bene se consideriamo il suo fisico. Sì. E per il resto? Per il resto non ha nessun contatto con il mondo esterno, è tutto rinchiuso in se stesso, quindi per il resto direi male. Vede, ancora diverse prospettive. Sì, va bene, può darsi, però il mio lavoro qui è finito e siccome lui non ha parenti prossimi lo trasferiremo in una struttura... Mi lasci provare. Come? Mi lasci provare a parlare. Ma no, non Posso servirà. entrare in contatto con lui, farlo aprire. Ma non credo sia possibile. Dottoressa, eravamo amici. Non c'è nessuno che lo conosca bene come lo conosco io. Quello che ho vissuto io, l'ha vissuto anche lui. Siamo come fratelli. Sì, ma non è questo il punto. Dottoressa, mi lasci provare. Forse sta solamente aspettando qualcuno che gli ricordi il passato per riuscire a vivere il presente. La prego, mi lasci provare. Non credo sia utile, ma se proprio ci tiene tanto va bene, però devo avvertirla che non sappiamo che reazioni potrebbe avere, per quello di cui siamo a conoscenza potrebbe anche essere pericoloso, per cui tutto quello che accadrà sarà sotto la sua totale responsabilità. Non ci sarà nessun problema. Me lo auguro. Grazie. Un po' appesantito, vero? Ma sono sempre io. È un po' di tempo che non ci vediamo, vero? Sai, quando mi hanno detto che eri qua, io non ci volevo credere. Subito ho pensato, vuoi vedere che questa è un'altra delle trovate di Franco? Adesso si vuole fare accudire e riverire da una bella infermiera. E guarda che lo so che ne saresti capace, sai? Sì, come quella volta, che per saltare la scuola ti sei gettato tutto nudo in un campo di ortiche. Te lo ricordi? E ti ricordi quanto gridavi? E il dottore, quello ci ha pure creduto. È che nessuno credeva che lo avessi fatto apposta. Te lo ricordi, dai? Certo che te lo ricordi. Sai, proprio di questo parlavo prima con la dottoressa. Dei miei ricordi. Dei tuoi ricordi. E ho capito che quello che ho vissuto io l'hai vissuto anche tu. I miei ricordi sono anche i tuoi ricordi. Le stradine bianche, con le casette, e il piccolo giardino davanti. In quel paese, così paese, ma allo stesso tempo così città, con le sue fabbriche, e gli abitanti sempre avanti, indietro, all'ombra del Pasubio e del Carega. E poi di fronte a noi c'era lui, grande, immenso, maestoso, meraviglioso. Era il teatro, il nostro teatro. E da quel momento per lui è cambiato tutto. Te lo ricordi? Ma certo, non te lo puoi essere dimenticato. Non so come sia iniziato tutto. Non ricordo, ma credo, sì, credo grazie a tua nonna. Te la ricordi la nonna? Sì, di quando ci raccontava, di quando smise di tessere i telai, e di quando andava a cantare al Teatro Civico, la soprano, e di come tuo padre, ancora bambino, le chiese: dove vai, mamma? A teatro. A teatro? E che cos'è il teatro, mamma? Ma come, non hai visto? È quel bellissimo palazzo moderno, quello che hanno costruito qui di fianco. Sì, ma perché ci vai a vederlo di sera se l'hai già visto di giorno? Perché di giorno è soltanto un bel palazzo moderno, mentre di sera diventa un posto
magico. Un posto magico! Un posto fatto di luci, canzoni e di passeggiate nel vento. Un posto dove ogni uomo, donna, vecchio, bambino piangono e ridono assieme e trattengono il respiro in un lungo, lungo silenzio per poi esplodere in mille mani che affanno. Benissimo, voglio venire anche io, papà, voglio venire. Sì, ma non stasera, bambino. Stasera c'è uno spettacolo che potrebbe farti paura. No. Che spettacolo è? È uno spettacolo che parla di streghe, di diavoli e di uomini che si lasciano indolare dalle lusinghe del maligno, ma alla fine... Alla fine? Alla fine a perdere è sempre lui. Sì. Lui chi? Mefistofele. Mefistofele? Mefistofele di Enrico Boito, 9 giugno 1909. Nell'approssimarsi delle consuete festività patronali s'accendono le sfolgoranti luci del magnifico lampadario che pendeva dal centro della sala. Le vezzose appliche dei palchi, dei palchetti, delle gallerie, delle barcacce. I lampioncini del loggione, delle scale, dei corridoi, gli artistici doppieri dell'atrio che accoglievano le eleganti signore e signorine sfolgoranti nelle loro vezzose toilette. Il teatro, nel suo fulgido splendore, è riboccante di spettatori impazienti. E tra di loro sono seduti quelli che con la loro grandiosa opera hanno dato vita a tanta magnificenza. Laggiù, guardate, laggiù, il barone Alessandro Rossi, il degno nipote dell'omonimo grande industriale della gloriosa fabbrica svedese. Gaetano Tersano! L'ingegner Gemello! Il professor Pasquotti. Si levano le prime note dei mistici canti delle falangi celesti che introducono l'opera nel silenzio attento e religioso degli spettatori che invadono ogni angolo della nuova grande sala in ogni ordine di posto. Alla fine del primo atto un lungo ed immenso applauso, mentre dall'alto dei palchetti scendono candidi come dire, svolazzanti cartellini che si adagiano sugli spettatori, recanti la scritta. Al barone! Al barone! Al barone! Alessandro Rossi! Anima Al barone Alessandro Rossi, anima creatrice, questo splendido tempio dell'arte. Il Mefistofele. Mefistofele! Sì, proprio, Mefistofele! Sì, ripeti! Mefistofele! Vedi che ti ricordi, Mefistofele! 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 Ti ricordi la nonna Norma? Di quando ci raccontava di quell'opera che definiva spaventosa e affascinante. Affascinante e spaventosa, Franco, sì. E ti ricordi di quando ci diceva che tutta la nostra città ha sempre partecipato in tutte e 14 le regole. Te lo ricordi, Franco? Te lo ricordi, Franco? Quanto ho giocato con quell'opera? Tu giocavi sempre con tutti, Franco. Ma soprattutto con me. Forse proprio grazie a quei giochi che abbiamo imparato a recitare. O forse non abbiamo mai imparato. Ci bastava poco. Una palla, un bastone, un cappello, un pezzo di legno e noi eravamo felici. Ma poi è arrivato lui. Il teatro. Il nostro teatro, il teatro civico. E da quel giorno per noi è cambiato tutto. È cambiato tutto per noi, ma anche per il nostro paese. Era come se fossi immerso in una nuova dimensione. Una dimensione nuova. Una dimensione però che stava aspettando da tempo, da sempre. Una dimensione dove non era sufficiente stare seduti, applaudire, essere semplicemente spettatori. No, tu non potevi essere semplicemente uno spettatore. Tu dovevi essere protagonista di qualche cosa. Ed è stato per quel motivo che abbiamo preso quell'opera. L'abbiamo letta, riletta, stavolta distrutta, ricostruita e tradotta nella nostra lingua, nel nostro dialetto, perché doveva essere nostra, come era stata di tuo padre, tanti anni prima.
al piccolo teatro dei Salesiani. Bastava davvero poco. Bastava un mantello sulle spalle, poi una maschera in volto, un po' di trucco sotto gli occhi, e io ti davo il via, e tu iniziavi a sciorinare quelle battute che mi facevano sempre morire da ridere, le battute del nostro nuovo grande Mefisto! Ave, Signore Dio, del teatro! Schio. Te mando il mio saluto. Dove che sono venuto per dirti in reverenza. Che furia di pazienza! E la rompermi il muso! Sono arrivato! Sono arrivato confuso! E adesso! Adesso mio modo, e vado proprio in brodo. Voglio dirmi davanti che piace a tutti quanti. Comodo, grande, e siete guardando. E che ne sotto il cielo non mi è più bello. Dottore! Venire teatro inaugurale! Come mi sente? Vieni qua tutta giudiva, con tanta aspettativa! Dico l'aria che tirava! Deserta in opera così presto e non mi aspettava! Cammina, che gli affari se ne si rovina! Se aiutarmi a andare fuori dai paitano. Devo redarte il vecchio satano. Poletto! Che brutto mestiere, sbaglio a contare un pochetto l'ingegnere! Che invece te sento! A costreso te sento! Che c'è un male radicale che levanta la domanda un aumento del deserto. Ma sto costo, massa costo. Ma sto costo, massa grosso. Ma sto costo, massa grosso. Tu, non lo prova nei cortili, nei martini, nei cortili, nei martini, nei cortili, nei martini. Martini! Cortili! Martini! Cortili! Martini! 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 Cortili! Martini! Martini! Tutto qua. C'è un peccato. Che manchi le palanche. E ne manda così grande. È lontano, è un sogno, avevo fatto un po' strano. Là, sul piano a fugazza, leggera, si intala alberghetto, e giù dal pendio del cornetto, e pioveva i marenghi in gramassa, e pioveva dell'oro, prezioso ed immenso tesoro, e gli automobili d'un fiato, io li portava diretto, andove Chiolindo de Pretto gli dava la sua società. Oh, Margherita, ma muovete se no che così vi fa la dritta! No, dimmi come fare a imparare l'idioma Frugo nel cuore e ti dico, Tam, tu pur come ugello richiamo. frugo nel cuore e ti rispondo, mamma. Amore celeste, mistero profondo. E già
acqua e gode, se pien tutto il mondo. Giunto sul passo estremo, provo a tirare via, ma penso ancora e tremo a quel che mi sia capitato. Venuto il tentatore, se un dì questo progetto e mi ha stretto il cuore per metterlo in effetto, per costruire sto bel teatro qua, per poi venire a vedere ste opere a Bombacca, righe, zambelli, pensieri, finanze andai madonna. Ecco ve i miei piaceri, se non diboli ancora. Ed esso che del fallo so pentito, posso andare tranquillo tra le grazie di Dio, il vaso umido del Vangelo in foglio, dicendo che è l'Eterno, ora pro noi. Ma cosa sta facendo? Ma come lo ha conciato? Stavamo recitando. Recitando? Sì, noi Mefisto che lo facevamo sempre, lui faceva Mefisto, io facevo il Fausto, ci Ma divertivamo è tantissimo. guarda. impossibile! Lui non è in grado di fare niente, ma... No, me l'ha chiesto lui, continuava a ripetere Mefisto, 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 Ma capisci? smetta! Lui non può chiederle niente! No, no dottoressa, non in quel momento. In quel momento io gli ho ricordato il padre, capisce? E lì continuava a ripetere Mefisto, Mefisto, me l'ha chiesto lui, Ma lo dottoressa. guardi bene, lui non è tra noi, lo vede. Dottoressa, non capisci. Quello che per noi è scontato, quello che per noi è semplice, per lui non lo è più. Basterà semplicemente ricordargli come si mettono i puntini sulle i, no? I puntini sulle i. Sì, i puntini sulle i come quelli di Penasa. Il Penasa. Lei conosce il Penasa, vero? No. Era un pugile. No, dottoressa, la prego, mi ascolti. Il Penasa era forse il più grande pugile che abbiamo mai avuto. Non era intelligente il Penasa. Era un omone, con la testa squadrata e le mani grandi così. Ma era buono il Penasa. Lui aveva una tecnica particolare. Lui incassava i colpi e poi sfoderava il suo destro. Pensi che vinse tutti i suoi incontri per KO. Il 29 settembre 1936, al Teatro Civico allestito per l'occasione, il Penasa sfidava il campione di pugilato della sua categoria. Il teatro era gremito e nessuno pensava che il Penasa potesse vincere l'incontro, ma bastò una ripresa, una sola ripresa per far cambiare idea a tutti quanti. Quella sera il Penasa sembrava danzare su quel ring, sembrava un'altra favola, fino a quando vide un pertugio nella difesa del suo avversario e fu lì che sfoderò il suo poderoso destro proprio qui, sotto il mento. In quegli infiniti attimi di silenzio il pubblico capì e ormai l'ex campione iniziava ad ondeggiare come le cime degli abeti in montagna e poi cade a terra. Il Penasa timidamente iniziò ad alzare i guardoni al cielo e dai partiti più lontani si iniziarono a sentire delle voci. Penasa! 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 Tutto il pubblico salì su quel palco, salì su quel ring e portò in alto il Penasa, che per la prima volta in vita sua si sentì un dio. Quel giorno il Penasa si sentì un dio. Ma una volta sceso da quel ring, sceso da quel palco, fuori da quel teatro, il Penasa tornava ad essere quell'omone senza sale in zucca, preso in giro ed umiliato da tutti. Il Penasa si sentiva solo, inutile, insignificante. Per guadagnare qualche cosa attaccava i manifesti in città, ma non sapeva leggere e li attaccava stupidi e ancora insulti e sberleffi. Ancora! Dove? Penasa! Penasa! Dove t'ha cascato?
vedemmo il Penasa attaccare l'ennesimo manifesto stormo. E ci fece pena, il campione. Ma Franco vede un'idea semplice, ma geniale. Tento. No, lo statone vai tu. No, tu, mi hai battuto, Franco, passami. lo statone vai tu. Franco, ven cá. Ascoltami. Franco. Non tu, mi hai battuto, dai, tento, ascoltami, guardami. Te che guardare, il puntino sopra alla I. Allora, i puntini sopra alla I, che ha sempre da stare in su, capito? Così, e il cartellone sei dritto, non ti sbagli più, garantito. E il puntino sopra alla I. I puntini sopra lei. C'è. I puntini sopra lei. Bastò insegnargli a mettere i puntini sopra lei per renderlo felice. Da quel giorno il Penasa non imparò mai a leggere, ma imparò a fare il suo lavoro in maniera dignitosa, così da poter ricordare quel 29 settembre, dove per la prima volta in vita sua si sentì un Dio. Bastò semplicemente ricordargli a mettere i puntini sulle I per renderlo felice. Qui non basteranno i puntini sulle I. Basteranno. Deve guardare in faccia la realtà. Tutti lo fanno. Lei no. Io lo accetto talmente tanto che non posso sopportare di vedere il mio amico abbandonato in quella situazione, perché se io fossi al posto suo non mi lascerebbe mai così. Noi siamo come fratelli. Se vuole veramente bene il suo amico deve lasciarlo stare. Ricordati del teatro cinema, ricordati di quell'opera che andavamo a vedere al cinema, quando c'era il cinematografo. Te lo ricordi, vero? Era quell'opera, quella che ti piaceva tanto, quella di quel manifesto, con le fiamme alte e le braccia che portavano in salvo quella ragazza. Te la ricordi lei? Te la ricordi, Camilla? Quando ci piaceva, come era bella Camilla in campo, come era bella, te la ricordi, amica mia? E poi arrivava molto, ma te volevo uccidere, poi arrivava alle ore 10:30 del 5 agosto 1916, per cause sconosciute, la parte centrale del teatro cinema prese fuoco. Nulla che scalo per salvare il magnifico lampadario che pendeva dal centro della sala, che cadde in un fuorigiuolo generato dall'esplosione di più di 150 lampadine. 150 lampadine! E la stessa fine aspettò ad avere posto sul cornicione del Boccascello. Sono il sipario divenuto rosso scarlatto. Sono il sipario divenuto scarlatto. Sono il sipario si salva. Dove crede di arrivare in questo mondo? Non lo so. Ma perché vuole continuare a farsi del male? Io sono come lui. Finirà come lui se continua così. Forse è quello che voglio. Non dica questo. E perché no? Io credo di aver capito, sa. Io credo di aver capito perché è ridotto così. Perché è stato dimenticato e abbandonato da tutti. Perché una volta aveva 1000 motivi per sentirsi vivo, mentre adesso stenta a credere di esistere. Lui si sente così.
Ed io come lui, come il nostro vecchio teatro. Ancora con questo teatro. Anche lui è stato abbandonato ed è stato dimenticato. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra un vecchio teatro rovina con un uomo malato? Noi ci siamo vissuti quel teatro. Quello che è successo a lui è come se fosse successo a noi. Non riesco a seguirla. Io l'ho abbandonato. Mi sono allontanato, ho cercato delle risposte Ma alla vita lontano da chi, da cosa? Dal teatro, dal suo amico. Ma entrambi. Non è lo stesso. Lei è pazzo. Forse. Sa, tutti gli attori un po' lo sono. Quando devono recitare una parte, quando salgono sul palcoscenico, devono essere altro da sé, rimanendo sempre se stessi. E in questo momento Franco sta recitando una parte, solo che è una parte un po' triste. Sì, ma quando gli attori finiscono di recitare, cala il sipario, tornano a contatto con la realtà, lui no. Lui l'ha semplicemente per un momento dimenticato. Dottoressa, sono le croste del tempo che l'hanno fatto dimenticare. Quello che sto cercando di fare è questo. Sto cercando di ricordargli il passato e quando l'avrà ricordato, ritornerà tra noi. Non succederà. Che cosa ha da perdere? Ma visto che cosa è successo prima, come è andato in crisi? Non succederà più. Non posso lasciarla continuare. Sì che può. No. Lei lo deve fare. Perché? Perché io sono la sua ultima possibilità. E va bene, le do un giorno, un ultimo giorno, ma se succede quello che è successo prima, si interrompe subito, ha capito? Sì. Scusami se ti ho lasciato solo per così tanto tempo. Guarda, sono rimasto un po' impegnato con quella dottoressa. Guarda, ti giuro, io ho provato a farle capire che è solamente una questione di prospettiva, che le cose si possono vedere anche da un altro punto di vista. Ma quella è da quello che non ci vuole sentire. Non è cattiva, è che, diciamo, è un po' impegnativa, ecco, diciamo così. Come dici? Ma che? Ma l'hai vista? È troppo bella, dai. È troppo giovane, potrebbe essere mia figlia. E per di più medico, dai. Anzi, quando l'ho vista ho pensato, vuoi vedere che Franco si sta fingendo patto perché ci vuole provare con la bella dottoressa? E guarda che lo so che ne saresti capace, vecchia volpe. Sì. A parte gli scherzi, dico io. Sai chi mi ricorda, vero? Sì che lo sai. Soprattutto gli occhi sono uguali. Forse lei era un po' più giovane. Tu te ne eri innamorato subito. Te ne eri innamorato dalla prima volta che l'hai vista salire su quel palcoscenico. Anche se era vestita con 4 stracci addosso, i capelli sporchi e le scarpe bucate. Tanto hai insistito. Tu tanto hai insistito che ci sei pure uscito assieme. Te la ricordi, vero Franco? Come si chiamava? Cavolo, non lo ricordo. Anche perché per me è sempre stata solo scout. Che c'è? C'è la biancheria. Mettila là sul canapè. Sono 4,75. Come? È sordo? Oh, bambina! Ho detto sono 4,75, se no non la posso lasciare. E tu portala via. Sì, portala via. Là ci sono le camicie, i colletti, io come Mica faccio? pregare quella vocciosa, Non vero? è una questione di pregare, senti, lascia per me. Vieni avanti. Sto bene qua. Buon appetito, Non ne vuole? È dolce, sa? No, grazie. Dimmi, tu sei con la nostra aspiratrice? Io non sto con nessuno, a volte Marietta mi dà delle robe da portare. Ah, e ti guadagni da vivere così bene, sei brava. Brava, perché brava? Non se la guadagnano tutti la vita, lei non se la guadagna facendo il ciabattino. A proposito, un paio di scarpe rotte, me le Finiamola, lascia la roba o portala via, ma subito. No, aspetta un attimo. Dimmi bambina, come ti chiami? E lei? Finisci la Tito.
Perché ridi? Non è niente, è che avevo un cane che si chiamava Tito. Era tanto brutto, però era buono. Povero Tito, è morto. Però io non l'ho lasciato per strada, no, l'ho messo dentro un sacco, poi l'ho legato con un grande sasso e l'ho portato alla Cetosa, l'ho buttato giù nel fiume. Era tanto brutto Tito, tanto buono, era un mio amico. Anche lei è brutto, però deve essere buono. Non è per un pezzo. Vuoi mandarla via quella? Non capisci che siamo noi ad avere bisogno di lei? E lei ha bisogno di me. Dimmi, come ti chiami? Scampolo. Come? Scampolo, ha capito? Sì, ma Scapolo non è un nome, è un nomignolo. A me basta. E chi te l'ha dato? Il commissario. Quale commissario? Quella volta che mi hanno arrestato e mi portarono al commissariato. Fecero bene. E fecero male. E allora glielo dissi io al commissario. Gli dissi che se non volevano che ci fossero quelli che facevano l'accattonaggio. Ecco, non dovevano esserci poveri. E glielo dissi io questo al commissario. Glielo dissi, allora lui mi fece sedere lì e mi fece parlare un sacco di tempo. Si vede che i commissari non hanno niente da fare. Poi alla fine mi disse: l'intero c'è troppo per una bimba e troppo poco per una donna. Sei uno scampolo. Mi diede mezza lira e mi mandò via. Ed allora tutti mi chiamano scampolo. Sì, io non so che cosa significa. Ma cosa significa scampolo? Credo chiamino così l'ultimo pezzo di uno stacco di storia. No. È troppo per fare una camicetta e non è sufficiente per fare un vestito. Credo che il commissario intendesse dire questo. E dimmi, quanti anni hai? Meno di lei e meno di lui. Nicolate, ehi. Ma sai che ci sono delle cose che non si devono dire? Sì, non che sai lo so. cos'è l'educazione? Sì che lo so. E che cos'è? E non dare del tu alle persone che non si conoscono, e lei non conosce l'educazione perché mi sta dando del tu. Vorrebbe... Oh, me ne posso andare? No, aspetti. Vorrebbe portare per me una lettera e riportarmi la risposta. Sì, dov'è la lettera? Gliela scrivo su. Dove la vuoi mandare? Mi dica, lei dove sta? È qui. No, intendo dire dove sta di casa. E dove capita? Non ha una madre? Sì, ma è andata in America. Ah, e non l'ha affidata a nessuno? Ad una zia, una vecchia zia, ma mi picchiava troppo e allora sono andata via. Mi dispiace. E suo padre? Dicono che sia morto quando sono nata, ma io l'ho visto per strada. Ma scusi, come fa? E lei? Beh, Io faccio lo stesso. Ah, e perché non cerco a posto, non so. Ma perché non mi piacciono padroni. E che cosa mangia? Frutta. Lei ne trova sempre. Quasi. Guarda, ecco la lettera. Ingegner Giulio Bernini, Piazza di Spagna numero 9, sa leggere? No. Era ossato per Piazza di Spagna. Sì, e quella grande, quella scalinata davanti, quella con tutte le fioriere ci ho dormito un sacco di volte. E per il numero come farà? A chiedere ai lettorini. Il nome? Lo ricordo. Ingegner Giulio Bernini. Le darà una busta con dentro 50 euro. Ma sei pazzo? Tu sei pazzo. Guardi che io non rubo. Perché la tratti così? Lei ci crede che io non rubo? Sì, bambino. Lei si fida di me. Certo. Allora può darmi del tu. Le porterò le 50 lire. Com'era bella Scampo. Quando saliva sul palcoscenico. Era come se ci rapisse tutto. Ma non solo per la sua bellezza. Lei era anche giovane e libera. Quella libertà che noi cercavamo e trovavamo all'interno del nostro teatro. Quel teatro fatto di musica, di suoni, di parole. Scampolo era quello che volevamo essere. E in fondo un po' lo siamo anche diventati. Lo so cosa stai pensando, Sam. Lo so che tu sei rimasto libero, come Scampo, mentre io mi sono conformato. Franco, sì, io mi sono allontanato. Ho cercato delle risposte altrove, ma ora sono qui. E ho capito che in fondo
Anch'io sono come Sgambolo. Non abbastanza giovani per essere innocenti, non abbastanza grandi per essere adulti. Poi chi recita non diventa mai adulto, vero? Noi l'avevamo capito subito, fin dalle prime commedie al Teatro dei Salesiani, anche se ci vestivano con le camicie nere e ci facevano cantare le canzoni del regime. Sullo sfondo c'erano le immagini del re e del duce, ma noi eravamo contenti. Sì, eravamo contenti perché non ci interessava della politica, eravamo troppo piccoli per capirne qualcosa. Noi avevamo il teatro, il nostro teatro, e all'interno di quel teatro sentivamo di avere tutta la libertà che pensavamo di volere, la libertà di quei piccoli balilla vestiti con 4 stracci addosso, ma con tantissima voglia di teatro. E forse proprio grazie a quell'aria da piccoli monelli che siamo riusciti ad ottenere quella particina nell'opera dell'Andrea Cellini. Ricordo ancora il direttore di scena, quando con l'aria severa si avvicinò e ci disse: Voi due siete troppo piccoli per fare il sanculo. Andate bene come stridoni. E ti ricordi, con i giornali sul palco, noi dicevamo Giornali! E la prima sera, quando ci siamo dimenticati di prendere i soldi per i giornali del baritono, il direttore di scena era incazzatissimo. Non avete la testa! Dovete prendere i soldi per il giornale che gli avete dato e poi correre via! Prima che si accorga che era il giornale del giorno prima! Avete capito? Poi tornò indietro e con l'aria severa si avvicinò a me e mi diede un'altra particina. Tu mi farai anche il figlio dato alla patria. Il figlio dato alla patria mi aveva dato una particina, che eri rosso di invidia per questo. L'avrei potuta fare io 1000 volte meglio. Oh, sicuramente 1000 volte meglio, ma intanto l'aveva data a me ed ero io che venivo stretto tra le braccia della bella soprano. Aspetta. L'anella qui dentro. Oh, no. La bella Nella, che mi teneva stretto tra i suoi seni mentre cantava le arie e mi accarezzava la testa e mi diceva: come sei bravo! Ma io non facevo assolutamente niente, ero semplicemente una comparsa. Amici, mi dispiace, ma dobbiamo interrompere gli spettacoli. Che cosa succede? Non ci sono soldi, non ci sono più soldi e io non so che fare. Ma c'è il comune. Il comune. Sono settimane che ne discutiamo, servono 200.000 lire, solo 200.000 lire, ma il podestà dice che non riesce a trovarle. E allora? Il fallimento. Non ci resta altra strada che dichiarare il fallimento. No. Qui allora è tutto finito. Ma no che non è finito. È tutto finito. Ma no, ma questo paese ama troppo. Questo tutto teatro. finito. Lo ama troppo. Non vi preoccupate. Questo paese non lo permetterà. Non lo può permettere. Non lo permetterà. 1° dicembre dell'anno 1936. Viene indetta l'asta pubblica per la vendita del teatro. Prezzo base 35.400. Nessun compratore si fa avanti. Per salvare la nobile arte del teatro. Per evitare che lo stesso possa finire nelle mani di uno speculatore privato che ne snaturi la destinazione e lo scopo. Viene costituita la società anonima Teatro Civico, che ne rileva l'immobile e ne ripropone la cessione al comune. I debiti sono sempre di più. Il teatro non ce la farà mai. Non ci sono soldi. No, Non ce la farà Non mai. bastano no, soldi. non ce ma la non è bastano così. soldi. Ma non avete capito che non è così. È solamente una commedia. Ma sì, come con Giacomo. Ve lo ricordate Giacomino di Gino Rocca? Tutti in paese pensavano che Giacomo avesse dei debiti, mentre Giacomo semplicemente giocava. La puttana intera! Chi? Chi? Toso, indirizzata agli. Dammi. Ah, Tite fa scrivere anche le lettere dall'osteria dei Casadori adesso. Non lo va a fare. Vieni qua, ti ho detto, vieni qua. Serato. Vieni qua. Sentati. E Serato. Ma decide Cosa te. sei? Ti ho detto, vieni qua, sentati. Vanti.
Io so chi sei questo, Questo sei quel bel amico tuo, quello che sa tutti i tuoi affari. Amico affari? Sì, che affari quello. Non sei la prima volta che vieni qua. Qua a Trento? Qua in paese, banchi lesi. No, che mi non leso. Non te leso. No, lesi. Leso. Lesi. Sotto io leso. Allora lesi. Leso. Il vise. Leso. Lesi. Ho messo a busto qui a cambiare. Ho pagato per il rinnovo dell'altra, visto che per ora, dico per ora non viene non viene esempio, non viene esempio. Ho portato i soldi alla B. Chisela alla B. Chisela? Chisela. La banca, no? Leso. La quale per ora non minaccia più di fare gli scandali e di andare a tirare i capelli alla N. Chisela adesso la N. Chisela. Non lo so. Non ti osservando. E stai attento con la N perché non ha ancora l'età prescritta dal codice. Giacomo? E da quando il codice prescrive l'età delle banche? Ma non ti osserva? Allora leso e potresti avere delle noie serie. In quanto poi a quel vecchio debito, o se non ne sia tu, o io non ne devo Sentate su. Va via. Vieni qua. Va via. Non ti posso vedere, vieni qua. Cosa ha avuto? Dite mi punti tutto, vedo che cosa c'è scritto qua. Ma c'è scritto tutto quanto di Trento? No, niente, mi sono solo indicazioni. E allora per cosa ti vieni male? Vada già. Sono calmo. E sono forte perché se sono viva, perché sono forte. Adesso tu te mi punti tutto. Cosa sei ste donne? Miro, i sogni non te ne dico. Niente, cosa sei ste cambiali? Non lo so. Ma non ti osserva, Giacomo. Te che impara a nascondere. Quella volta che te che fatto marollo che ha visto tutto il paese. E allora te che impara a fare del scondo. Niente osteria, niente fumo, grande economia dei pesci. E tutto ne manda e me fradeo. Ipocrisia. E per far finta di risparmiare non torse neanche un tabaro beccio. Beh, mi veramente il tabaro che varianca posso mettermi no? Tabaro beccio e vizi vecchi e anche antiche abitudini. Adesso ti te mi punti tutto, che tu capito? Ma mica ho detto che non so niente! No, che non so niente! Grazie a te, tutto alzo, non che volo! se mi rovinai sti muri, sti copi, ste galere, tutto per Tutto sei mio, capio? Come che il piatto che ho rotto, come questo! Gatto, capio? Sì, va bene, Giacomo. E se mi sequestra? Se mi detto ma tutto, mi tuo figlio, l'onor tutto se ne toma. Mi mangi tutto, perché sei tutto mio. Capi? Non devi darmi nessuna spenta, se no padrino. Mi moro tutto! Capito? Moro tutto! Era il 1936 e al Teatro Civico andavano in scena la Scorsese dei Monti, il nemico delle donne, il moroso della noce. Pensa che Giacomino, Mina non farla stupida, le baruffe cozzotte e cincilla, Madame Butterfly, la vedova allegra, il paese dei campanelli, il trillo del diavolo, giovinezza eroica, la principessa Zadda, la duchessa del Val del Tararin, Covalis, 1936, Roma imperiale. Era il 1937. 1936. Era il 1937 e il Teatro Civico rimaneva chiuso ad ogni forma di spettacolo. Alle ore 11:15 del 3 gennaio 1937 il Teatro Civico era gremito di giovani che cantavano gli inni della rivoluzione. Sul palco le autorità si alternano in vibranti discorsi. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che
che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e altresì insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Da 16 anni stiamo svolgendo e svolgiamo un'opera per il rafforzamento della razza italiana, azione positiva che potrebbe essere compromessa da incroci e imbastardimenti. L'utilizzo del lei non è più consono ed è quindi bandito. Bisogna solo dare del voi. E inoltre è proibita l'inopportuna ed infantile stretta di mano. Non è virile, non è igienica. È proprio per il giusto riguardo all'igiene che si obbliga ogni ufficio pubblico ed ogni locale aperto al pubblico a dotarsi di sputacchiere per togliere quell'indecoroso vizio di sputare per terra, sia fuori che dentro i locali. E per togliere un altrettanto indecoroso vizio che torneranno a far mostra di sé nelle pubbliche vie piazze italiche i manufatti che nella Roma imperiale avevano così dignitosamente invaso la città, i Vespasiani, Mussolini, che tutti chiamano Duce, ma che tu puoi chiamare babbo, è un uomo buono, che viene dal popolo, è l'uomo più buono e più grande di tutti, che con la sua opera ha reso questa nazione la più grande di tutti. Con la marcia su Roma ha tolto il governo ad uomini paurosi ed ha fondato il regime fascista che durerà più di un secolo. Vieni con me. Questa non te la puoi proprio perdere. Questa sera una sorpresa. Andiamo a teatro. Questa sera danno la Gioconda di Ponchielli. Sì, amico mio, la Gioconda di Ponchielli. Era da tanto tempo, sai, che non veniva qui da noi. Ed era tanto tempo che non vedevo il teatro così pieno di gente. Amico mio, questa guerra finirà. Sì, finirà per sicuro. E quelle camicie nere torneranno a casa loro per sempre. Ehi, Franco, guardami giù. È il comandante Giulio in persona. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Questo teatro riconcilia davvero tutti. Stasera non ci saranno fascisti, non ci saranno partigiani, no? Anche se i tedeschi lo vedono. Ti immagini? Il comandante Giulio, il comandante dei partigiani, catturato a teatro mentre va a vedere la Gioconda di Ponchielli. Sembra una barzelletta, è vero? Ma non succederà. Questa sera, qui dentro, nessuno sta pensando alla guerra, alle lotte, alla battaglia, no. Questa sera ci sarà spazio solo per il bel canto e per la bella musica. Questa sera ci sarà una tregua per il teatro. Siamo spiacenti, signori, di interrompere lo spettacolo. Come vi permettete di entrare qui dentro in questa maniera? Ci hanno comunicato che tra di voi si nascondono dei pericolosi criminali, nemici del popolo italiano. È un oltraggio! State calmi, Adesso signori. che facciamo? Non si preoccupi, comandante. Mi State ascolti. calmi. Devi venire con me, comandante. Mi segui? Non vi muovete. Sappiamo che i tedeschi faranno una strage. Se sarete al vostro posto, le operazioni finiranno C'è nel più abbastanza breve silenzio. tempo possibile. Lo Forza, spettacolo comandante. potrà riprendere. Venga con Calmi, me. signori. Venga! Calmi. Qui dentro siamo in trappola. No! Qui c'è un passaggio segreto. che porta- Rimanete al vostro posto. Sotto il colpo misto. I tedeschi non lo conoscono. Forza, comandante! Mi segua! Fermi. Dove siete? Dove vi nascondete? Venite fuori! Vi avevo detto un giorno!
Franco, non potevi ricordare, ma qui sarà tutto diverso. Guarda dove ti ha portato. Siamo al teatro. Siamo al teatro Circo. Non so cosa stai pensando, sai? Che questo cumulo di macerie non è il tuo teatro, non è il nostro teatro. Chi doveva custodirlo l'ha distrutto. Guarda, anche le lampadine si sono portati via. Ma tu lo sapevi. Tutti lo sapevano. E nessuno ha fatto niente per fermare questo scempio. Chi doveva custodirlo l'ha violentato, questo teatro. Pensare che qui, proprio su queste assi, subito dopo la guerra, hanno recitato i più bravi attori italiani: Antonio Gaddusio, Lamberto Picasso, Cesco Baseggio, Giulio Stivali, Nino Besozzi, Sergio Toffa, Annibale Nini, Salvo Rondoni, Memo Benassi, Margherita Vanni, Tatiana Pavlova, Paolo Borboni, Prima Tagliati, Maria Beato, Emma Grammatica, Paola Barbara, Fanny Marchioli, Navolonghi e quanti altri su questo palcoscenico. Ma chi doveva custodirlo? L'ha umiliato, l'ha distrutto, l'ha deturpato. E guarda Franco, guarda, ci sono i chiodi di Nane, il macchinista. Te lo ricordi Nane? Il macchinista. Quando abbiamo riso quella sera, te lo ricordi, vero Franco? Achille Pellegrini, che recitava nella famosa opera di Nino Taranto, Come me pesa sta brava. Oh hey! Indossava un paio di scarpe speciali, con dei ganci, che si innestavano su dei chiodi, che spuntavano dal pavimento. Una volta innestate le scarpe, il Pellegrini poteva afflettersi in avanti quasi orizzontalmente senza cadere, con i piedi ben saldi sul pavimento. Il Nanni, il macchinista, prima dello spettacolo, vedendo dei chiodi spuntare dal pavimento, pensò che qualcuno potesse farsi del male, perciò prese un martello e li batté giù. Il Pellegrini, per tutta la durata dello spettacolo, cercò quei chiodi, scivolando su quel palcoscenico alla ricerca, e non li trovò mai. Te lo ricordi, Franco? Ti ricordi quanto abbiamo riso? Mamma mia, quanta vita tra queste mura di Torino. Per noi non c'era vita al di fuori di queste mura. Eppure tutto questo è stato dimenticato, è stato abbandonato ancora prima di quel 29 aprile 1956, quando il teatro chiuse per sempre. 29 aprile 1956, 11° anniversario della liberazione del nostro paese. Un giorno memorabile, un giorno da ricordare. Proprio il giorno dopo, una straordinaria interpretazione della Madama Butterfly andò in scena in Rigoletto. Il sipario si chiuse e non si rialzò più. Ma tutti lo sapevano, era chiaro ed evidente a tutti che sarebbe andata a finire così, perché chi era stato posto a proteggere questo teatro l'ha rovinato, l'ha mangiato da dentro chi doveva proteggere. E anche quel sipario, quel bellissimo sipario rosso, quello che si salvò dall'incendio 40 anni prima, lo sai che fine ha fatto, Franco? Lo sai che fine ha fatto? Copriletti da vendere al mercato, con quei tendaggi di velluto scarlatto. Tendaggi di velluto scarlatto, come diceva il Benassi negli spettri di Ibsen.
memorabile. Te lo ricordi, Memo Benassi? Quella sera andavo al teatro civico a vederlo. Portava in scena l'avaro di Molière. Ma quella sera era chiaro ed evidente a tutti che Benassi non aveva voglia di recitare, ma nonostante tutto prese comunque un sacco di applausi. Certo, come si poteva non applaudire il maestro? Ma noi no, noi alla fine dello spettacolo ci guardavamo in faccia e tu mi dicesti: non si snobba un pubblico come no. questo. Andiamo a dirlo. Andiamo a dirlo? Sì, sì, andiamo a dirlo. E così facevo. Sì. Andavo davanti alla porta del Benassi, bussando, e improvvisamente uscì il direttore di scena con un'aria decisamente corrucciata e preoccupata. Il Benassi era lì, seduto vicino al tavolino del trucco, con una cartellina di cuoio troppo gonfia per riuscire a chiudersi. Poi ci notò e con la sua meravigliosa voce ci disse: mi fa piacere vedere i giovani che frequentano i teatri, anche se qui io sono circolato da bracco di ignoranti e presuntuosi, ma lasciamo perdere, ditemi piuttosto, mi è piaciuto lo spettacolo, ditemi. Commendatore, noi volevamo dirle che questa sera noi non siamo per niente soddisfatti. Lei non ci è piaciuto per niente. Che cosa? Fuori di qui, ma andate fuori di piedi! Fuori di qui, capite solo le pancette del circo, capite voi! Andate fuori! Può essere, però questa sera quel pubblico meritava qualche cosa in più. Così gli dicevano. Però ci affrettammo ad uscire da quel camerino e iniziamo ad andare verso l'uscita, iniziamo a scendere le scale, poi sentimmo la voce del Benassi che ci gridava ancora: tornate domani e dica al botteghino che siete miei ospiti. Vi ripagherò. Vi ripagherò, ci disse. La sera dopo, il Benassi portò in scena Gli spettri di Ibsen, quell'opera che amava tanto, quell'opera in cui aveva recitato con la Duse da giovane, e ci ripagò con gli interessi, tendaggi di velluto scarlatto. Che l'espressione sia così bella. Fa pensare a tendaggi di velluto scarlatto. Una materia delicata. Guardi la differenza. Tendaggi di velluto scarlatto. Mi hanno portato via Reghini. Se avessi avuto lei mi avrebbe aiutato. Che aiuto può esserci al mondo che una madre non ti possa dare? Quando mi sono ripreso dall'ultima crisi, il medico ha detto che se si ripeterà, e si ripeterà, non ci sarebbe stata più nessuna speranza. E ho avuto il coraggio di L'ho dirti costretto. questo. Ho detto che se dovevo prendere certe decisioni, le ho prese. Che cos'è? Morfina. No. Mi ho messo insieme 12 fialette. No, dammi. Non ancora. Non ce la faccio più. Lo devi fare tu. Io? A chi tocca se non a te? Io sono tua madre. Proprio per questo! Io ti ho dato la E vita. che razza di vita è questa che mi hai dato? Riprenditela! Non me ne faccio niente, capito? Lasciami aiuto. Dove vai? Aspetta, ti a chiamare un Tu medico. non riuscirai! E qui dentro non entrerà nessuno! Figlio mio. Figlio.
Se hai il cuore di madre, non puoi vedermi soffrire questa angoscia senza me. Non puoi. Eccoci, la mia mamma. Lo farai? Se sarà necessario, ma non sarà necessario. Speriamo, mamma. Vediamo insieme che possiamo. Grazie. Sei più tranquillo adesso. Vieni, riposati. È stato solo un incubo. Solo un terribile incubo. Immaginazione, null'altro che immaginazione. Non potevi sopportare tutte quelle scosse, vero? Ma non ti preoccupare. Ora ti riposerai. Ora ti riposerai qui, con la tua mamma. Sì, ora sei a casa. E tutto quello che vorrai, avrai. Come quando eri piccolo. Come quando eravamo piccoli. Hai visto? Le crisi sono passate. Avevo ragione. Bastava solo un po' di pazienza. E guarda. Guarda che magnifica giornata si prospetta all'orizzonte. Un sole sfolgorante. Allora era solo immaginazione. Sono un terribile incubo. Franco, ti sei ripreso? Franco! Cosa vuoi dire? Come? Lui, tu non ricordavi niente! Franco, la dottoressa mi ha permesso di ricordarti, di parlarti del teatro. Teatro. Sì, Franco, del nostro teatro, del teatro civico. No. Sì, Franco, quel teatro dove abbiamo vissuto, quel teatro che ha vissuto insieme a noi, quello che ha vissuto lui, l'abbiamo vissuto anche noi. No. Sì, Franco, come no? Questo non è il nostro teatro. Sì che è il nostro teatro, Franco, solo che non lo riconosci, è solamente un cumulo di macerie. Quello che non sono riusciti a fare le bombe alleate, l'ha fatta l'incuria dei nostri concittadini. Questo non è il nostro teatro. Ma dicono che lo ristruttureranno, lo rimetteranno a nuovo. Che cosa? Le mura? Le luci? Il orario frantumato, le picche rubate sotto gli occhi di tutti? Che cosa? Non lo so, forse di più, forse di meno. Non sarà più il nostro teatro. Il nostro teatro non sono queste quattro mura, non sono i pacchetti in penombra e le luci sulle arrivate, non sono nemmeno i ricordi, i nostri ricordi. No, niente di tutto questo è il nostro teatro. Io non ti capisco. È per tutto questo tempo che continui a non capire, è per tutta questa commedia che non capisci. Che cosa dovrai capire? Con i fatti, con l'immaginazione, la realtà, con le Ma fantasie. quello sei tu, chiuso in te stesso, chiuso nel tuo mondo! No! Non è così. Questo sei tu, non io. Tu mi parli di un palazzo fatto di mura muffe. E tu mi parli di edilizia moderna. Ma io vi sto parlando di teatro. Di teatro vero, capite? Del teatro recitato, del teatro vissuto, del teatro dimenticato, del teatro generoso, del teatro popolare, del teatro amato, del teatro educativo, del teatro povero, del teatro unico, del teatro disprezzato, del teatro silenzioso, del teatro fracassante. Io qui vi parlo di teatro. E voi vi rintanate nella finzione di un uomo. Chi è il pazzo? Io voglio solo che tu ritorni quello di prima. Noi abbiamo bisogno di certezza. Certezza. Così voi non capite. Non capite che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. È lì, in quel sogno reale che viviamo. Ed è lì che ci siamo di esistere. Non c'è soluzione. Non ci sarà mai comunicazione tra chi taglia un sipario e chi lo fa animare con una battuta, un passo di danza, una nota appena accennata. Il nostro è il mondo degli impossibili ad occhi aperti, il mondo della leggerezza del respiro, il mondo delle emozioni sospese. Noi siamo estranei. Noi vogliamo essere estranei.
Gli incapaci di sognare con noi. Gli inutili tronfi ben pensanti della finta cultura. Della stessa sostanza dei sogni. Sì, Della stessa sostanza dei sogni. sì. Della stessa sostanza dei sogni. E nei nostri sogni chiediamo soltanto di non essere svegliati. Chiediamo soltanto di non essere confusi con il cemento. Chiediamo soltanto che la nostra voce arrivi a chi la vuole ascoltare. Chiediamo soltanto che possiamo raccontare le nostre emozioni. Chiediamo soltanto di ricordare chi ci ha insegnato a sognare. Chiediamo soltanto di recitare per la gente comune. Chiediamo soltanto di interpretare il nostro quotidiano. Chiediamo soltanto di recitare con la gente comune. Chiediamo soltanto che venga ascoltata la voce di chi ci ha preceduto. Chiediamo soltanto di far recitare la gente comune. Chiediamo soltanto di recitare noi stessi. Questo chiediamo, Null'altro. Della sottile speranza di continuare. nella sottile speranza di continuare. Nella sottile speranza di continuare. Della sottile speranza di continuare a sognare.